Maggio ancora sotto la pioggia, arriva la tempesta Minerva, allerta rossa in Sicilia, scuole chiuse e disagi nei collegamenti. Bilancio dei carabinieri: in Sicilia in un anno recuperati quasi 1000 reperti archeologici. Dal 1985 l'Azalea della ricerca fiorisce nelle piazze italiane in occasione della festa della mamma per sostenere la ricerca sui tumori e le iniziative di ieri ad Agrigento e Favara. Calcio Serie D, vince 1-0 il Locri, la semifinale di playoff, finisce il sogno del Licata. Basket, Serie A2 playoff, la Fortitudo Agrigento cade al Pala Radi. Cremona vince gara 1, 83-67. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura il maltempo, maggio ancora sotto la pioggia, arriva la tempesta Minerva, allerta meteo rossa in Sicilia, scuole chiuse e disagi nei collegamenti. Margherita Trupiano. Il maltempo continua a sferzare il meridione. In Sicilia oggi disegna forti criticità che fanno scattare l'allerta arancione nella provincia di Agrigento e addirittura rossa nel trapanese e nel palermitano. Una primavera che non si decide ad arrivare e che testimonia come il nostro pianeta sia affetto da grandi squilibri di natura ambientale. Oggi dunque scuole chiuse in molti comuni della provincia di Agrigento con ordinanze dei sindaci che hanno recepito l'avviso della Protezione Civile regionale che dirama rischio meteo idrogeologico ed idraulico per condi meteo avverse fino alle 24 di oggi. Una situazione che ha già determinato i primi disagi, ad esempio, nella circolazione ferroviaria. Trenitalia ha infatti, proprio a causa dell'allerta meteo, per oggi ha cancellato alcune corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Talune sono state sostituite da bus e alla cancellazione delle corse sono interessate la linea Palermo-Agrigento, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento, sulle quali Trenitalia ha cancellato 5 corse, precisando che i treni regionali nel corso della giornata potranno seguire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Si sa già che per quanto è relativo ai treni, nelle prime ore del mattino non è partito quello da Castelvetrano a Terrasini Cinisi delle 5, quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, quello da Castelvetrano a Trapani e da Trapani a Castelvetrano, ed è stata cancellata anche la corsa da Terrasini Cinisi a Trapani. Disagi anche negli aeroporti siciliani, dove già ieri sera si sono registrate le prime anomalie e oggi sono previsti ritardi. Un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. È stato sottoposto a 3 delicati interventi chirurgici e poi trasferito all'ospedale dei bambini di Palermo dopo essere stato travolto da un'automobile in corsa a Favara in via Conte Ruggero nei pressi della Villetta della Pace. Lui era intento ad attraversare la strada quando è stato investito da un giovane di 18 anni neopatentato che, dopo essersi allontanato, è ritornato sul luogo dell'incidente. Il 18enne positivo all'alcol test è stato denunciato dai carabinieri per le ipotesi di reato di lesioni colpose e guida in stato di ebbrezza. Brucia officina meccanica, inferno di fuoco in via Manzoni ad Agrigento ieri pomeriggio. Evacuate palazzine. Arturo Cantella. Momenti di panico ieri sera ad Agrigento, un grosso incendio è divampato in serata nella vicina via Manzoni, nel cuore della città. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un'officina in posto. L'origine del rogo sarebbe stata una bombola di gas acetilene, all'interno del garage vari pneumatici, pezzi di ricambio, ma soprattutto bombole, almeno 2 le palazzine evacuate. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il traffico sia in via Manzoni che nelle vie limitrofe. Dopo oltre un'ora di intervento i pompieri hanno domato il vasto rogo. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sembrerebbe di origine dolosa. Sul posto sono anche presentati le forze dell'ordine e al momento non si sono registrati feriti, ma grande paura e panico tra la popolazione vicina.
Dal 1985 la Zalea della Ricerca fiorisce nelle piazze italiane in occasione della festa della mamma per sostenere la ricerca sui tumori. Le iniziative di ieri ad Agrigento e a Favara con Arturo Cantella e Giuseppe Moscato. Oggi giornata dedicata alla ricerca, all'AIRC, la festa della mamma, si dona una zalea, ecco, un gesto sicuramente importante per la ricerca. Sì, sicuramente, importantissimo, soprattutto perché la zalea è appunto dedicata proprio ai tumori al femminile, potremmo dire. E quindi è un appuntamento importante, ormai giunto alla 39esima edizione. Un altro anno appunto la cifra tonda, è un appuntamento importante intanto per noi volontari, ma anche per la gente che cerca proprio questo momento, è un momento di incontro, di condivisione. La ricerca a che punto è? La ricerca è molto avanti, negli ultimi anni tantissimi sono i progetti che vengono finanziati proprio con i proventi delle offerte per AIRC. Sono ricerche in ogni settore della medicina, dell'oncologia, e siamo veramente a buon punto non solo nella prevenzione ma anche nella cura dei tumori. È chiaro che ancora tanto bisogna fare ed ecco perché siamo sempre impegnati. Agrigento sta rispondendo bene con 4 punti di raccolta sparsi, diciamo, in tutta la città. Sì, sono 4 i punti di raccolta qui a San Leone, a Piazza Cavour ad Agrigento e poi presso le chiese di Santa Rosa e di San Gregorio. Le azalee quest'anno sono veramente tantissime, abbiamo aumentato il numero perché abbiamo visto negli altri anni appunto tanta richiesta e ancora una volta Agrigento conferma la presenza nelle generosa, piazze, insomma. molto generosa. Favara è una delle tante, delle centinaia di piazze dell'Italia che oggi celebra la mamma, ma la celebra in una maniera particolare. Grazie all'AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, oggi viene distribuita la zalea, il fiore simbolo della ricerca, il fiore simbolo della festa della mamma. A Favara AIRC vuol dire Centro Culturale Editoriale Renato Guttuso, sono proprio le volontarie dell'AIRC e le socie del centro a distribuire oggi le azalee per la ricerca, il modo migliore per festeggiare la mamma, il modo migliore per contribuire con la ricerca AIRC. Sì, il Centro Guttuso vuol dire ricerca, vuol dire impegno, vuol dire amore per gli altri e la ricerca è l'unico mezzo veramente fondamentale per dare serenità e speranza a chi ne ha tanto di bisogno. Noi ogni anno, questo è il 28° anno, che scendiamo in piazza per la Zalea della Ricerca promossa dall'AIRC, Associazione Italiana Ricerca Cancro, che ha l'obiettivo di raccogliere, dare e soprattutto sensibilizzare tutti verso una malattia che non è solo sanitaria ma è anche sociale, perché l'ammalato di cancro coinvolge anche tutta la famiglia. Il compito nostro dei volontari, e in questo caso devo dire che il Centro Guttuso ha delle persone meravigliose, è quello appunto di essere qua a servizio per dire la ricerca deve camminare, la ricerca deve continuare perché è la sola cosa fondamentale veramente che regala speranza, sorrisi, un sorriso che entrerà nel nostro cuore, ci farà sentire migliori e ci dirà ecco, è giusto questo, noi per gli altri dobbiamo esserci e ci saremo sempre. Favara risponde al vostro appello? Favara commuove, quest'anno la zalea è aumentata, io temevo, sono mancate le azalee, ogni anno ne ordiniamo sempre di più e ogni anno mancano, questo significa che il cuore dei favaresi è grande, il cuore dei favaresi è qualcosa di veramente meraviglioso e io sono felice e orgogliosa di essere qua come volontaria e dire i favaresi sono tutti volontari.
Cosa vuol dire essere volontario AIRC? Vuol dire principalmente impegnarsi tutti i giorni dell'anno, non soltanto in occasione della festa della mamma o di altro, per la ricerca. E quindi la Zalea è un discorso, ma tutti i giorni possiamo fare qualsiasi tipo di attività per dire contribuite, perché con la ricerca soltanto si può sconfiggere la terribile malattia che invade il campo oncologico. Come medico sicuramente ci potrai dire se la ricerca realmente ha fatto dei passi avanti. Certo che ha fatto tantissimi passi avanti e ancora ne farà. Nel punto AIRC di Favara per contribuire alla ricerca prendendo la Zalea. Perché? Perché allora sono due le cose importanti per me: prendere la Zalea, primo perché contribuire a questo grande male che devasta tante persone, e secondo un fiore per le mamme sono due, la mia suocera e la mia mamma, ecco perché i motivi che mi spingono proprio a scegliere e fare beneficenza a chi lavora per questo brutto male. Anniversario dello statuto promulgato il 15 maggio 1946, 77 anni di autonomia siciliana. Vediamo. Gioie e dolori nella nostra Sicilia, e oggi si celebra il 77° anniversario dell'autonomia siciliana. Era il 15 maggio del 1946. Il consueto pastone circa i lavori del Consiglio dei Ministri, diramato dalle agenzie di stampa a tutti i quotidiani italiani, conteneva anche una notizia riguardante la nostra isola. Il Consiglio ha poi approvato lo Statuto per la Regione Siciliana, sul quale la Consulta aveva già espresso parere favorevole. Tale Statuto sarà rimesso alla Costituente perché venga inserito nella Costituzione del nuovo Stato italiano. Si trattava del decreto numero 455, con il quale veniva istituita la Regione Siciliana. E questo è il messaggio che il governatore Renato Schifani ha rivolto a tutti i siciliani. Care siciliane e cari siciliani, 77 anni di autonomia costituiscono un traguardo, ma soprattutto un impegno. Lo statuto, promulgato il 15 maggio 1946, e la nostra carta fondamentale giunse dopo un lungo percorso di rivendicazioni dell'autonomia del popolo siciliano. La nostra autonomia speciale mai è stata attuata fino in fondo, innescando negli anni numerosi confronti e contenziosi con lo Stato. Oggi, come governo regionale, dobbiamo dare efficienza alla spesa, concentrandola su grandi investimenti, soprattutto nelle infrastrutture e nei collegamenti, affrontando prima di tutto il divario determinato dall'insularità, principio previsto dalla Costituzione come condizione che impone alla Repubblica di promuovere le misure necessarie a rimuoverne gli svantaggi, una condizione che negli anni ha determinato ritardi nello sviluppo sociale ed economico della nostra terra, riducendo di fatto i nostri diritti rispetto ai cittadini del resto della penisola. Il regionalismo differenziato, il cui esame è già avviato dal Parlamento nazionale, impone di considerare i livelli essenziali delle prestazioni e i doveri di solidarietà, e su questo abbiamo chiesto ed ottenuto precisi impegni, ma deve costituire per l'autonomia siciliana l'occasione per modernizzare le sue istituzioni, rendendole più efficienti e responsabili, per riformare le province, riorganizzare la pubblica amministrazione, semplificando le procedure e snellendo la burocrazia, accrescere la qualità dei servizi. Il divario tra nord e sud del paese è aumentato o riaffermato sul disegno di riforma del regionalismo, che si sono fatti passi in avanti rispetto al testo iniziale, che è stato modificato. Questo non significa che sia un'adesione definitiva, sia chiaro. Qualsiasi riforma non può essere penalizzante per la Sicilia, ma soprattutto per il sud. Vanno stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, che vanno garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riguardando diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini. L'autonomia differenziata è una scommessa e io mi aspetto da parte dei nostri ministri un'attenzione forte, in particolare per la nostra Sicilia.
Il Parlamento nazionale sul tema dell'insularità ha stanziato soltanto 10 milioni, troppo pochi. Non accetteremo che la prossima finanziaria renda evanescente questo principio costituzionale che la Sicilia ha conquistato con le altre isole, e una quota dovrà essere destinata alla riduzione del costo dei trasporti a partire proprio dai voli. L'appello che rivolgo è a tutte le componenti politiche, sindacali, sociali, culturali della nostra regione per lavorare aprendo un confronto leale e affrontare insieme le sfide e insieme scrivere il futuro. Così conclude Schifani. Viva la nostra Sicilia! Il bilancio dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale in Sicilia: in un anno recuperati quasi 1000 reperti archeologici. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Le attività condotte nel 2022 dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in Sicilia hanno visto impegnati i militari del nucleo di Palermo, della dipendente sezione di Siracusa, in molteplici ambiti di intervento, con particolare attenzione al traffico illecito dei beni archeologici e ai furti di beni culturali. Nel 2022 il contrasto al traffico illecito dei beni archeologici ha registrato importanti successi che hanno permesso il recupero di oltre 900 reperti archeologici. In tema di furti di beni culturali nel 2022 si è registrato un decremento. Sono stati infatti denunciati 14 furti a fronte dei 20 dell'anno precedente. I più colpiti sono stati i luoghi di culto, le biblioteche, i luoghi privati, i luoghi espositivi pubblici e i musei. Nel caso specifico di musei e biblioteche, gli ammanchi sono emersi a seguito di controlli inventariali e pertanto sono riferibili a reati commessi negli anni precedenti. La strategia di intervento del nucleo si è articolata attraverso due direttrici fondamentali: l'attività di prevenzione, rappresentata dalle molteplici attività ispettive, e l'azione di contrasto, sviluppata attraverso le indagini di polizia giudiziaria. Nel corso dell'anno 22 l'attività di prevenzione ha certificato l'esecuzione di 456 controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi di cultura, come i musei, gli archivi, le biblioteche, le aree archeologiche e quelle tutelate da vincoli paesaggistici. Le verifiche hanno altresì riguardato gli esercizi commerciali del settore, numerosi controlli presso i mercati, le fiere di antiquariato, che rivestono un ruolo fondamentale per contrastare la ricettazione dei beni rubati. I dati acquisiti vengono successivamente incrociati con quelli presenti nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la più grande banca dati di opere d'arte rubate al mondo. Altrettanta incisiva è stata anche l'azione di contrasto svolta attraverso indagini di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega delle attività giudiziarie finalizzate al recupero dei beni culturali trafugati e all'individuazione dei sodalizi criminali. Nel 2022 sono state arrestate 2 persone, 50 deferite in stato di libertà, sono stati sequestrati beni culturali illecitamente sottratti per oltre 7 milioni di euro, con l'esecuzione di 40 perquisizioni. I beni recuperati sono stati consegnati ai musei, chiese e sovrintendenze competenti per territorio, allo scopo di garantirne la pubblica fruizione. Tra i risultati conseguiti vediamo quelli che hanno interessato la nostra città, come quello del corso del 22. Il nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo ha restituito alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento 3 preziosissimi manoscritti, uno di Sallustio, miniato su pergamena del 1440 al 1450, altro pseudo Cicerone Ars Nova su pergamena firmata da Bonaccorso di Pesaro nel 1435, i 2 volumi rari e di pregio individuati in vendita presso una internazionale casa d'asta venivano restituiti a seguito di un'articolata diplomazia culturale coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento e condotta dal reparto operativo dei Carabinieri, Cooperazione Internazionale di Roma. Altro ritrovamento è stato il dizionario siciliano italiano-latino di Michele Del Bono dalla Compagnia di Gesù, dedicato al signor Principe Campioforito,
Il prezioso volume è stato individuato in vendita addirittura su un sito web e a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e condotte unitamente alla compagnia dei carabinieri di Canicattì sono stati recuperati. Evaso dal Tribunale di Trapani, detenuto catturato nella notte. Francesco Adragni è fuggito dal Palazzo di Giustizia, dove era stato portato per l'udienza del processo in cui era imputato per furto. I dettagli nel servizio. È finita positivamente alle 2:50 della scorsa notte la fuga di Francesco Adragna, che nella giornata di venerdì mattina era evaso dal Tribunale di Trapani, dove era stato condotto dal carcere Petrusa di Agrigento per un'udienza. Il fuggitivo è stato rintracciato dalla polizia penitenziaria e dai carabinieri nelle campagne di Trapani, mentre si incontrava con la compagna. Eravamo certi che sarebbe stato ripreso, ma mai come in questo caso non è tutto bene ciò che finisce bene. A dichiararlo è il segretario De Fazio della Wilpa Polizia Penitenziaria, che afferma come facciamo i complimenti alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, a cominciare a quelli del nucleo investigativo centrale dalla sua articolazione siciliana, ma anche a tutti gli altri impegnati nelle ricerche e in generale alle forze dell'ordine che hanno assicurato la cattura dell'evaso. Ma i problemi restano e non si faccia alcuna caccia alle streghe. Ci sono enormi disfunzionalità di sistema, con carenze di ogni genere e disposizioni inattuabili che, se si provasse ad applicare, paralizzerebbero ogni attività. Va ridotto il vuoto di organico, continua il sindacalista, che solo per la polizia penitenziaria ammonta a circa 18.000 unità, necessitano equipaggiamenti aggiornati ai tempi adeguati agli attuali livelli criminali, servono moderni protocolli operativi e non si può continuare a rinunciare alla formazione e all'aggiornamento professionale. Lo sappiano il governo Meloni, il ministro della giustizia Nordio e il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo. Il resto è palliativo, ma se si dimenticasse per un attimo il linguaggio della politica corretta si potrebbe dire aria fritta. Questo a conclusione del segretario De Fazio della Wilpal. La Sicilia proiettata verso la solitudine, le previsioni dell'Istat su genitori soli e coppie senza figli. Secondo il report, fra una ventina d'anni cresceranno i genitori soli e con figli a carico, una ricerca che fotografa le famiglie nel 2041. Le donne da sole aumenteranno del 27%, gli uomini del 9%. Vediamo. Padri soli alle prese con uno o più figli da accudire. Coppie, invece, senza figli e anziani costretti a trascorrere gli ultimi anni di vita, anche loro da soli. I siciliani, in altre parole, sembrano condannati alla solitudine più di quanto non avverrà in altre realtà nazionali nel futuro. Nei prossimi anni, infatti, secondo le previsioni dell'Istat sulle famiglie, in Sicilia aumenteranno i nuclei costituiti da uomini e donne che vivranno da soli. L'orizzonte temporale è quello del 2041, tra poco meno di 18 anni, una generazione dunque scarsa. Gli uomini soli si incrementeranno del 9%, mentre le donne che vivranno da sole aumenteranno addirittura del 27%, più di un quarto di quelle attuali, e aumenteranno del 13% le coppie senza figli. Ovviamente in poco meno di 20 anni diminuiranno le coppie con i figli, ma l'Istat intravede all'orizzonte anche l'incremento di padri soli con figli dovuti a matrimoni falliti o perché bambini sono nati da coppie non sposate. Aumenteranno del 30% quelli che vivranno con figli minorenni o al massimo ventenni, e anche quelli che divideranno la loro casa con uno o più figli over 20 più 36%, ma la solitudine riguarderà anche e soprattutto gli anziani. Gli ultra 85enni maschi soli si incrementeranno del 67%, le donne del 55%, incrementi un po' più contenuti per gli over 80 che aumenteranno del 59% se uomini, 51% donne. I più fortunati tra gli anziani saranno coloro che potranno dividere le difficoltà della vecchiaia ancora in coppia, perché quelle costituite da oltre ottantenni senza figli schizzeranno in alto del 41%.
Per Annalisa Busetta, demografa dell'Università di Palermo, questi dati mostrano che il sud è l'area in cui saranno più estreme le tendenze demografiche e la Sicilia è il simbolo di questo mezzogiorno che da anni è interessato da un importante calo demografico non tanto dovuto alla diminuzione delle nascite quanto alla fuga dei giovani, ma non solo, in cerca di un lavoro e di un futuro migliore. E infatti qui, continua la studiosa, che sarà più robusto il calo delle coppie con figli, che sarà maggiore il balzo delle famiglie monopersonali e più intenso e rapido l'invecchiamento in Sicilia, e si concentrerà dunque proprio sull'isola il picco di denatalità e di flussi migratori. Ma questo scenario, a dir poco desolante, non è dovuto solo alla denatalità e all'aumento della speranza di vita sostenuta dalle conquiste della medicina. Sappiamo che ormai sposarsi, spiega la Busetta, non è più finalizzazione naturale dell'essere coppia, ma è una delle tante opzioni possibili per la realizzazione personale. L'individuo, nella sua prospettiva di autorealizzazione, continua ancora, può avere la genitorialità come obiettivo, ma può anche non averla e concentrarsi sulla carriera, sulle relazioni di coppia, sull'impegno sociale o ancora su altri canali. La studiosa è perfettamente consapevole che i cambiamenti demografici modificheranno la struttura sociale e le tappe di vita non sono più ordinate e prevedibili come era un tempo. Se la longevità è una prospettiva, l'aumento della speranza di vita è qualcosa che fa piacere. Ovviamente la lunga vita si accompagna a un lungo periodo di vedovanza o di solitudine. Sì, la solitudine è un futuro per la popolazione anziana, conclude ancora Busetta. E in una terra in cui la popolazione invecchia in modo rapido è chiaramente uno degli aspetti di questo futuro. Ibla al Teatro Pirandello di Agrigento canta e cunta Rosa Balistreri. La giovane cantante empedoclina Claudia Iacono, in arte Ibla, alunna della scuola di amici di Maria De Filippi, ha raccontato e cantato l'artista licatese Rosa Balistreri, povertà, violenza e voglia di riscatto. Arturo Cantella. La giovane cantante di Porto Empedocle, Claudia Iacono, in arte Ibla, alunna della scuola di amici di Maria De Filippi, con il suo progetto Per non perdere il Lucundu, si è esibita sul palco del Teatro Pirandello insieme alla sua band, raccontando e cantando l'artista licatese Rosa Balistreri. Dopo diversi anni di lavoro, afferma Ibla, di ricerca, di sperimentazione, porto per la prima volta in teatro il progetto su Rosa Balistreri e spero di riuscire a portare questo lavoro in giro non solo per l'Italia ma nel mondo intero. Con la sua voce avvolgente, la cantante empedoclina Ibla, a piedi scalzi sul palco, ha raccontato la vita di Rosa, la storia di una donna forte e coraggiosa che ha vissuto nella povertà e nella violenza, una donna che ha saputo prendersi la sua felicità, che per essere riconosciuta è dovuta morire. Questo è il tributo appunto a Rosa Balistreri. Stasera vai a corro un coloretto a gradi di porti la storia. Stasera voglio dare un momento, la vita è una statua alla memoria. Voglio che la parte in amore, scavare la fossa non è lo scanto, la pancia è un cammino, non è lo pianto, la pancia è un vestito, dovrà portare punto di vita, è tuo sogno, scorre la vita. Se non perdi l'uomo, ascolta, che vedo mezzo male, con la faccia che non paga, che scuola capitale, ascolta, che sotto fuori, mi scrivi di qualità, Lutto nel mondo della musica agrigentina. È venuto a mancare Gigi Finestrella, cantautore e fisarmonicista, il padre del musicista siciliano, stimato maestro di composizione e di solfeggio al conservatorio e l'autore del testo della canzone Nicuzza. La musica invece è stata composta dal figlio, che la trasformò in una serenata. Nicuzza è stata interpretata da molti artisti come Giancampione, Nenè Shortino,
Lello Analfino, Mario Incudine e Tosca. Il padre di Finestrella dedicò quella che per lui era solo una poesia alla moglie, mamma di Gigi. Per anni la famiglia di Finestrella visse in Argentina e ritorno ad Agrigento risale all'inizio degli anni '80, quando nel paese sudamericano scoppiò la guerra civile. Iniziò a studiare la fisarmonica all'età di 5 anni grazie al padre che lo spinse verso la musica. Ad Agrigento, oltre ad esibirsi con il suo strumento e a comporre canzoni, svolse l'attività di vigile del fuoco. Da musicista ha collaborato con numerosi gruppi folk e ha composto numerose musiche per il Teatro Pirandello di Agrigento. Televide Agrigento esprime sentite condoglianze ai familiari. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Partono i lavori per la messa in sicurezza e la fruizione della cripta del Duomo di Messina. Vediamo. Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza e la fruizione della cripta del Duomo di Messina. A eseguirli sarà l'impresa LDR di Macerata, che si è aggiudicata la gara bandita dal Comune di Messina. Le opere dovranno essere realizzate in 365 giorni. Il progetto, redatto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Messina, è stato finanziato per complessivi 524.000 euro con risorse del Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. L'intervento, finalizzato al recupero funzionale della cripta sottostante la cattedrale, nasce dall'esigenza di restituire alla collettività la piena fruibilità di un ambiente dalla forte connotazione identitaria per la popolazione messinese. La cripta costituisce infatti l'unica sopravvivenza dell'edificio medievale ancora visibile nel suo assetto originario, nonostante le trasformazioni subite a seguito della ricostruzione del Tempio dopo il terremoto del 1908 e dei rifacimenti post-bellici. Nel dettaglio i lavori prevedono il consolidamento e la pulitura dello scenografico apparato decorativo a stucco e dei frammenti pittorici ad affresco di grande rilevanza storico-artistica, la ricollocazione delle originarie pavimentazioni rinvenute durante i lavori del 2000, in particolare del pavimento seicentesco in cotto laterizio e del pavimento normanno in lastre in calcare, il trattamento dei rivestimenti murari, la messa in opera di una passerella in acciaio inox dimensionata secondo il percorso di visita e dei servoscala per consentire l'accesso ai diversamente abili. Ed ancora l'allestimento di un breve percorso espositivo di alcuni reperti scultorei lapidei provenienti dalla cripta e dall'antica fabbrica del Duomo. Per le peculiarità morfologiche legate alla sua collocazione semi-ipogea e alla suggestiva atmosfera che ne discende, questo spazio riccamente decorato e articolato in una successione concatenata di ambienti da scoprire in un percorso orientato rappresenta un elemento di forte attrazione turistica. Al Tennis Club Città dei Templi di Villa Seta i Lions organizzano un appuntamento su giovani, sport e sana alimentazione. Vediamo. Parlare oggi di sport, salute, benessere è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni. I dati in nostro possesso ci fanno capire che tantissimi ragazzi preferiscono trascorrere tante ore a videogiocare più che a stare sui campi da tennis o a stare a giocare a calcio come facevamo noi quando eravamo piccoli o nei cortili che forse non sono diventati sicuri come ieri. E allora per questo motivo c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di capire quali possono essere i vantaggi di una vita sana e soprattutto del fare sport. Il Lions Club Valle dei Templi con questo service vuole dare un segnale molto forte soprattutto ai più piccoli per capire che tante ore davanti al videogioco può creare una situazione ansiogena che non le aiuta in una crescita utile. Allo stesso tempo gli stessi pediatri ci dicono che non fare sport produce anche obesità, quindi tutto questo è finalizzato a lanciare un messaggio. Buongiorno, Alessandro Platania, presidente del Tennis Club Città dei Templi. Io ho il piacere di ospitare questa giornata costruttiva che il Lions Club ha voluto si facesse qui in questa struttura, una struttura che ha lo scopo principale di promuovere lo sport del tennis, del padel e del calcio in sinergia con la Federazione Italiana Tennis e Padel, con obiettivi appunto quello di dare il contributo ad uno sviluppo
più sano possibile a ragazzi e anche persone più grandi. Quindi il mio desiderio è quello appunto di far crescere il movimento fin dalla base, e quindi stiamo costruendo molto il settore giovanile di entrambe le discipline, e sperare appunto un coinvolgimento anche di fasce di età che riguardano gli adulti, perché comunque lo sport ci aiuterà a crescere giovani per il futuro. Salve a tutti, io sono Laura Moscato, sono una biologa nutrizionista e sono stata invitata qui dal Club Lions per parlare di sport e sana alimentazione. Siamo oggi ospiti del tennis club qui di Villa Seta, e quindi oggi vorremmo trattare l'argomento per quanto riguarda la sana alimentazione collegata allo sport. Allora, come tutti sappiamo, grazie ai diversi studi che sono stati fatti, oggi condurre uno stile di vita alimentare sano ci aiuta a vivere bene, a vivere in salute e ad essere longevi. Quindi, oltre ad una sana e buona alimentazione, è estremamente importante abbinare l'attività fisica. Questo perché ci aiuta non solo a mantenere un buono stato di salute. Buongiorno a tutti, sono Antonio Moscato, preparatore atletico del Tennis Club Città dei Templi. Oggi sono invitato con i Lions a relazionare quello che in realtà si svolge nella preparazione atletica attinente al tennis. Credo che la preparazione fisica e atletica dei ragazzi sia molto importante, non solo per i movimenti che poi svolgono in campo, ma è importante per acquisire la resistenza, la forza, la destrezza. Calcio Serie D vince 1-0 il Locri, la semifinale di playoff, finisce il sogno del Licata. Vediamo. L'aspettativa non è stata tradita e il Locri è, con il suggello del merito, in finale playoff del girone I di Serie D. Suona bene perché anche la gara è stata sulla stessa tonalità della stagione, una musica piacevole di tocchi e intese, dalla melina alla veloce, incastrando uscite e aprendo varchi come nel caso del gol. Infatti Matteo La Rosa, 22 anni, lunedì 15 maggio, si regala un festeggiamento anticipato che condivide con la tribuna, gremita e largendo baci, mentre il pubblico ricambia con abbracci virtuali. Bravo dunque il Locri a chiudere gli spazi, a contenere Frisenna grazie alla marcatura operata direttamente da Carella e ad intercettare i cambi gioco di Rotolo, come dice poi Mancini in conferenza stampa, ma soprattutto gli abbiamo lasciato solo il lancio incrociato, così da diventare forti in ripartenza, dice il tecnico. Il Licata però c'è stato e per tutta la partita ha martellato il centrocampo amaranto con contrasti e contese, ripartenze, tiri di prima intenzione. 12° uomo in campo però è stato il pubblico, numeroso, piacevolmente rumoroso, come da auspicato clima playoff. La gara, dopo 3 giri di lancette, Rotolo conquista già una palla inattiva sul settore di sinistra, scambio per attivarla e Frisenna prova la conclusione. Il Locri del 5° minuto è già in partita, Luca risale la china, attende Ficara sul filo del fuorigioco e questi crossa dal fondo a palla in corsa per trovare la volée di Chiricosta. Al 10° la punizione di La Rosa è diretta al 7, tiro incrociato sul palo opposto che parte dal suo sinistro. Valenti trova il tuffo della domenica per smanacciare fuori dallo specchio. In occasione del calcio d'angolo il Locri si esprime con una sequenza di uomini a larghezza d'aria. La palla cerca Mbaye, ma la testa del senegalese non concretizza la sponda. Al 30° c'è tutta la tecnica di Paviglianiti che si eleva come la potenza in matematica e costruisce l'azione ideale che porta alla conclusione a rete. I centrali del Licata però leggono e anticipano. Al 41° lo emula Romero, conduce la ripartenza ma spiazza tutti, convergendo alla ricerca di un'alternativa studiata. A sinistra infatti verticalizza La Rosa e questa inversione di posizioni concede all'ex Sassuolo uno spiraglio in diagonale su cui costruire la traiettoria della palla gol. La ripresa è più Licata, con Saito che al 3° minuto alla meglio tra Mbaye e Paviglianiti, ma imbecca male la sfera. Al 22° Ianni ripara con doppio intervento sul primo palo del tiro, al 36° Ottara colpisce la traversa con una bordata. Ma cambiando l'ordine dei protagonisti delle fasi il risultato non cambia. Il Locri, l'Amaranto è in finale playoff del campionato di Serie D nel suo girone, il girone I. Basket Serie 2 playoff, la Fortitudo Agrigento cade al Pala Radi, Cremona vince gara 1 83-67. Vediamo. Cominciamo con i complimenti alla Valori Cremona, ha giocato la partita che ci aspettavamo, una partita di grande intensità fisica. Noi l'abbiamo approcciata come volevamo approcciarla, cioè con delle idee chiare,
siamo riusciti nel primo quarto a rimanere abbastanza agganciati alla partita, anche se offensivamente facevamo fatica a distenderci. Nel secondo quarto abbiamo proposto comunque le nostre solite situazioni, abbiamo provato difensivamente a creare qualche problema alla squadra avversaria e abbiamo giocato tutto sommato 2 buoni quarti. Nel terzo quarto l'aggressività fisica, l'intensità fisica, le rotazioni di Cremona chiaramente hanno preso il sopravvento. Lì ci siamo disuniti tecnicamente, nel senso che abbiamo giocato dal punto di vista offensivo in maniera diversa rispetto a quello che facciamo di solito, anche e soprattutto per bravura degli avversari. Abbiamo subito la loro fisicità. Sicuramente in una partita come questa aver perso qualche palla di troppo e aver perso clamorosamente la lotta rimbalzo ha fatto tutta la differenza, però è la pallacanestro che ci aspettiamo di giocare contro una squadra come questa. Adesso torniamo in albergo, recuperiamo le energie, domani ce la rivediamo con i ragazzi, faremo gli aggiustamenti che andranno fatti, cercheremo di chiarirci le idee su alcuni aspetti che non sono andati bene e lunedì torneremo in campo a dare battaglia a una squadra che sicuramente è una squadra molto profonda, ben costruita, ben allenata, ma noi tutte queste cose già le sapevamo, siamo pronti, questa è andata, si pensa a gara 2. Buonasera coach. Buonasera. Buonasera coach. Buonasera. Pensate di recuperare Francis per gara 2? No, non recupereremo Francis perché il ragazzo non è neanche volato con noi e quindi è rimasto ad Agrigento per le terapie del caso. Non siamo una squadra che è abituata, ed è stata un po' la nostra forza, a guardare a chi non c'era o a fossilizzarci troppo sulle problematiche. È chiaro che il nostro americano è il nostro giocatore più atletico, è un ottimo difensore, è un giocatore che nella corsa a tutto campo ci dà quel ritmo e quella profondità di cui noi probabilmente abbiamo anche un po' la necessità, però Francis non c'è, cercheremo di trovare i giusti adattamenti per far sì che la partita di lunedì sia una partita che proveremo a giocare per vincere, perché così deve essere la nostra mentalità, così è sempre stata. Vedremo di recuperarlo eventualmente per gara 3, ma non siamo sicuri di poterlo fare. Apro una piccola parentesi, la società ha dimostrato comunque grande rispetto verso il sottoscritto e verso tutta la squadra, perché avendo perso il nostro americano prontamente ha provato ad aiutare la squadra con un inserimento che è di tutto rispetto. È chiaro, sappiamo, la pallacanestro è uno sport molto complesso dal punto di vista degli automatismi, quindi avere un giocatore che ha fatto 1 ora e mezza insieme ai compagni non è comunque facile da inserire, però è un giocatore intelligente, ci ha comunque dato una mano e quindi ecco, questo è un pochettino la situazione attuale, ecco. Zero barriere per i disabili, la piscina è mezzo di inclusione. Vediamo. Sono cose importanti perché ci aprono un altro mondo a noi disabili. Io è la prima volta che provo questa sensazione con le bombole e ritengo che sia una cosa meravigliosa e la consiglio a tutti i disabili perché è da provare. E non vedo l'ora di rifarla in mare per oltretutto aiutare anche come abbiamo progettato, ideato, a pulire i fondali. Anche noi disabili possiamo dare il nostro contributo in questa grande causa che è la pulizia del mare, visto che è molto sporco, soprattutto parlando di plastica e non solo di quella. Sottolineiamo una cosa importante, che ancora abbiamo le fogne che sboccano a mare in tanti punti delle nostre città. Occorre una preparazione duplice, da una parte di noi formatori che comunque dobbiamo sapere esattamente cosa fare, da parte invece dell'allievo un pochino, anzi forse tanta pazienza, perché tutto quello che per le persone normodotate diventa automatico, per loro c'è bisogno un attimino in più di tempo per poterlo assimilare. Qual è la differenza però? Che comunque noi in qualche modo
forse non riusciamo a godere appieno di questi momenti. Poco fa abbiamo visto Andrea andare in acqua ed era proprio la persona più felice del mondo, ma soltanto per avere fatto un tuffo, quando invece magari una persona come noi fa un tuffo sembra una cosa normalissima. E queste sono quelle sensazioni che queste persone ci regalano e che veramente non hanno prezzo. Ed hanno loro una percezione diversa rispetto a noi, chiaramente, anche dal loro punto di vista. Ecco, dovremmo forse noi metterci nei loro panni, guardare dal loro punto di vista. Allora, questo assolutamente sì, poi dobbiamo considerare che l'acqua è proprio un elemento avvolgente che culla queste persone. Oggi siamo in piscina, domani lo vogliamo fare in mare, questo domani non sappiamo se sarà tra 15 giorni, tra 20 giorni, però in modo provocatorio abbiamo lanciato, facciamo un'attività di fondali puliti con tutte quante queste persone, in modo che possa continuare questo percorso di integrazione che ormai dura da più di un mese. Ed è un progetto destinato a continuare? È un progetto che noi ci ostiniamo a continuare, anche se con tantissima difficoltà e, mi dispiace dirlo, forse anche quasi da soli. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.